Buongiorno, oggi è sabato 1 giugno 2024. Il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:15. La luna si leva alle 2:21 e cala alle 14:42. Oggi si celebra San Giustino, patrono dei filosofi. Il nome Giustino è il diminutivo di giusto, che deriva dall'aggettivo latino justus e significa probo, onesto. Il 1 giugno è la Giornata Mondiale del Genitore ed è una celebrazione istituita nel 2012 dall'Assemblea delle Nazioni Unite per sottolineare l'importanza dei genitori nella vita dei bambini. Come dichiarato nelle stesse linee guida, la famiglia è la prima e naturale istituzione responsabile della crescita e del benessere dei più piccoli. Compie oggi 28 anni Tom Holland, nome completo Thomas Stanley Holland. Attore britannico diventato noto dal 2016 per il ruolo di Peter Parker, Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe. Nel 2017 ha ricevuto il premio BAFTA alla miglior stella emergente, vincendo il Saturn Award per il miglior attore emergente per il film Captain America Civil War. Dalla metà del 2021 è legato sentimentalmente all'attrice Zendaya, conosciuta sul set di Spider-Man Homecoming. Buon compleanno anche al bolognese Donato Battaglia, in arte Dodi, che festeggia 73 anni. 48 quelli passati con i Pooh, storica band italiana alla quale si è unito appena 17enne. Tra i tantissimi riconoscimenti può vantare il titolo di miglior chitarrista europeo nel 1981. Infine, auguri all'attore statunitense Morgan Freeman, che oggi spegne 87 candeline. Nell'elenco dei suoi film c'è solo l'imbarazzo della scelta. Citiamo A spasso con Daisy, Robin Hood, Le ali della libertà e $1 Million Baby, per cui ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista. Nel cuore della nobiltà siciliana del XIV secolo, un potente nobile lottò contro gli invasori aragonesi per difendere la sua terra. Era Andrea Chiaramonte, il coraggioso conte di Modica. Ma il destino fu crudele e la sconfitta lo attese dietro l'angolo. Tradito e condannato a morte, il 1 giugno 1392 a Palermo perse la testa. Con lui la stirpe dei Chiaramonte si estinse per sempre. Ma lo sapevate che i caricatori wireless per i nostri telefoni funzionano tramite corrente indotta? Stiamo parlando di quei caricatori che ci permettono di aumentare la carica del nostro telefono soltanto poggiandolo sopra una base elettronica. Questa infatti contiene una piccola bobina che genera un campo magnetico variabile, di cui risentirà il nostro cellulare, ricaricandosi grazie alla corrente indotta. Buon weekend ai 12, oggi la luna cambia totalmente tono, si fa marina abbracciando Nettuno e ci porta in un mondo di sogni. Vediamo cosa sogneranno i 12. Ariete, è proprio una luna che toccando Nettuno in serata sarà proprio nei vostri gradi. La luna oggi vi regala un sogno, pronti per vivere una passione a forma di sogno o un sogno a forma di passione? Toro, la giornata di oggi è una giornata molto ma molto emotiva, come se qualcosa vi avesse veramente stancato decisamente, siete pieni di sentimenti e avete bisogno di un grande abbraccio. Chiedetelo a chi vi ama. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata con una luna molto sognatrice che in serata vi porterà una buona idea, una serata anche romantica decisamente e l'emozione di vedere una persona che amate molto. Cancro, la vostra luna oggi è potentissima proprio perché si congiunge al dio del mare, a Nettuno. Quando questi due elementi entrano in contatto, il sonno, la psiche e l'immaginifico si fondono. Oggi il Cancro ha un'altissima sensibilità e un grande potere intuitivo. Leone, la giornata di oggi è una giornata interessante, una certa mollezza all'inizio, mentre invece la serata si preannuncia brillante e piena di affetto. Sarà la magia della luna che congiungendosi a Nettuno salta in serata in benefico trigono dall'Ariete.
Vergine, la giornata di oggi è una giornata un po' stancante, anche se avevate promesso di non lavorare, forse un po' di lavoro viene a casa con voi. La luna però in serata smette di farvi dispetti, per cui abbandonate sul tavolo della scrivania il lavoro, uscite e divertitevi, ne avete veramente bisogno. Bilancia, una giornata decisamente molto interessante. La luna porta delle suggestioni molto complesse. In serata un'intuizione o un incontro inaspettato potrebbero un po' emozionarvi. Cosa sarà? Qualcosa che sicuramente tocca le corde più intime delle vostre emozioni. Scorpione, una giornata oggi che prevede un intuito mattutino della luna che non vi accompagnerà fino a sera, ma che sarà sicuramente ottimo per rimbastire una serie di emozioni molto interessanti. Andare avanti, tornare indietro, questa luna è un po' enigmatica con voi, decidete secondo una corretta analisi delle vostre emozioni. Sagittario, la buona notizia è che la luna oggi smette di farvi dispetti, vi porta comunque un'emozione a metà della giornata inaspettata e molto intensa. Sicuramente qualcuno che non vedete da tempo o sicuramente un amore che chiede un'altra possibilità. Capricorno, una giornata decisamente molto interessante. Questo non so che di sentimentale che vi pervade a intermittenza in questi giorni ha acceso molte passioni nei single e sicuramente toccato le corde del cuore più profonde per chi sta insieme da tempo. Oggi è una giornata in cui potreste dichiarare persino un ti amo. Sì, proprio voi Capricorno. Acquario, a proposito di ti amo, voi ne collezionate moltissimi, ma non sempre ricambiate. Il vostro segno zodiacale quest'oggi avrà una geniale intuizione. Sicuramente a livello sentimentale è fantasioso. Cercate però di tenere sempre sotto controllo le finanze perché ci sono delle uscite economiche fortuite e non previste. Pesci, la giornata di oggi è una giornata che vi rende il segno del giorno, proprio perché la luna congiungendosi a Nettuno rende tutto magico e soave. Oggi avete voglia proprio di allontanarvi da tutto e tutti per vivere puramente l'immenso sentimento che provate per una persona. La data è il 1 giugno 1967 e la musica sta per cambiare per sempre. Gli eroi della musica popolare, i Beatles, lanciano il loro monumentale album, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E non siamo solo noi a dirlo. La prestigiosa rivista dei Rolling Stone lo ha definito il miglior disco di sempre nella sua lista dei migliori 500. Come si dice quando senti un ronzio improvviso nelle orecchie? In inglese si usa l'espressione "someone's ears are burning", letteralmente le orecchie di qualcuno stanno bruciando. Ma qual è l'origine di questo modo di dire? Pare che risalga all'antichità, quando si credeva che un fastidioso fischio nell'orecchio destro indicasse che qualcuno stava parlando bene di te, mentre un ronzio nell'orecchio sinistro indicava il contrario, era cioè sinonimo di malelingue. Noi diciamo "mi stanno fischiando le orecchie". Come fare per recuperare tutti gli episodi di Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Scopriamo oggi Timothy Leary, il visionario psicologo che ha rivoluzionato gli anni 60. Fu espulso da Harvard per i suoi esperimenti con l'LSD, che considerava una chiave per aprire le porte della mente umana. Timothy fu un uomo eccentrico, venne arrestato per possesso di marijuana, evase di prigione e addirittura progettò di congelare il suo corpo dopo la morte. Le sue ceneri vennero lanciate nello spazio, l'unico modo di sperimentare l'universo inesplorato che tanto amava. Ci salutiamo con la frase del giorno. Chi conosce tutte le risposte non si è fatto tutte le domande. E noi di domande ce ne facciamo sempre di nuove. Ma voi lo sapete come mi chiamo? Io sono Martina e vi aspetto domani per una nuova puntata dell'Almanacco.